Allora, buon pomeriggio va per tutti i nostri ascoltatori che ci seguono su TikTok ogni pomeriggio e contemporaneamente anche sul canale YouTube Il Maestro Cleo. Allora, dal canale YouTube potete scrivere nei commenti, mentre per voi di TikTok vi è accesso solamente una telefonata chiamando al numero di telefono che potete prendere sui miei video, uno dei miei video che è nel mio profilo. Poi preparate carta e penna, man mano vi dirò il mio numero di telefono. Allora, su YouTube andiamo a salutare Giulia che dice Cleo, ciao Cleo, un abbraccio, bentornato. Ciao Giulia, salutiamo il mio carissimo amico Sergio Zaccariello, nonché la carissima Paolina. E poi dice Giulia, buon proseguimento. Grazie Giulia, un bacio forte, 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 forte. Sergio Zaccariello dice sempre alla grande, complimenti per la diretta. Grazie Sergio, un forte abbraccio. Poi salutiamo l'amica Roxy Pirrell che dice bentornata maestro, un abbraccio a lei e a tutti quelli che la seguono. Grazie di cuore. Giulia dice ancora ogni giorno sei più bello e affascinante. Mamma mia Giulia, quasi quasi me lo fai credere, eh? Quasi quasi ci credo. Bene. Allora, detto questo, fatti i saluti, andiamo velocemente con le prime telefonate. Allora, il mio numero di telefono, oltre a poterlo prendere sul profilo di TikTok, trovate il link, cliccateci sopra, si apre il nostro forum. Poi un'altra cosa importante che volevo fare quest'oggi, volevo trasmettere, lo farò subito, ecco qua, in questo momento stiamo trasmettendo anche con Smav Radio, ok? Quindi allora, stiamo anche via radio, ci potete ascoltare sulla nostra radio Smav Radio, che il sito della radio è smavradio.it, provate ad ascoltarci per radio, smavradio.it anche in diretta per radio. Pronto? Pronto, buonasera, vorrei fare una domanda. Prego. Allora, vorrei sapere di una persona che ho conosciuto da poco, però volevo capire un attimo le intenzioni, per essere sincero. Allora, lui è pesci, 33, io ho cancro, 38. Da quando state insieme? No, non siamo insieme. Ah, vuoi sapere se succederà qualcosa? Siccome mostra un interesse, volevo capire un attimo. Vediamo subito. Se mi posso fidare. Sicuramente. Allora Sergio, se puoi controllare se si sente bene per radio la nostra live, ok? Allora, 1, 2, 3. 1. Un attimino.
Allora, lui è molto interessato a te e spera in un approccio, perché vedo che gli prendi l'anima, vedi il cuore col sole uscente, quindi ha paura di manifestarsi più di tanto perché ha paura di un tuo rifiuto. Quindi facci capire che tu ci stai. Sì, l'avevo capito. Io sono un po' restia, diciamo. Perché, sai com'è, dopo tante batoste vai un attimo. Hai ragione. Volevo capire, posso procedere lentamente oppure da sì, vai tranquillo. Cioè, se però non è lui, diciamo, come sento che lei dice per le cose serie no. Allora, è da valutare questo approccio, sì. È da valutare con calma. Vabbè, però diciamo non è proprio negativo. No, anzi, lo vedo proprio positivo. Vabbè. Va bene? Io almeno qualche speranza. La ringrazio. Arrivederci. Allora, smavradio.it è la nostra radio che trasmettiamo in diretta, anche questa bellissima diretta, sia in radio, sia su YouTube, sia su TikTok. Ricordate, smavradio.it, andate a cliccare. Allora scrivete smavradio.it, sì, magicamente potete scoprire questa bellissima novità che, se vi fa piacere, tramite WhatsApp mandate le vostre foto, verranno pubblicate sul sito radio come nostri radioascoltatori. Va bene? Se vi fa piacere, a tutte le persone che fa piacere. Allora, pronto? Ciao, salve. Ciao. Le posso fare una domanda? Sicuramente. Le posso continuare con la domanda? Sicuramente. Volevo sapere se troverò l'amore entro quest'anno. Va bene. Quanti anni tieni tu? Che segno sei? Ho 18 anni e sono segno Gemelli. Ti pareva. Ecco perché va di fretta, è gemellina. Allora, Ma su TikTok come si chiama? Perché ho cambiato numero. Il maestro Pro. Oppure il Santone di Avella, mi troverà. 1, 2, 3. Allora, un attimo in linea. Allora vi ricordo che questa sera, se non sbaglio, giusto Sergio, questa sera alle ore 21 ci sarà una grandissima diretta musicale con lo speaker Sergio Zaccariello, che è qui in chat con noi su WhatsApp, su YouTube. Quindi seguitelo, mi raccomando, smavradio.it, non vi potete sbagliare. Allora, sta a sentire, tu troverai il vero amore, però devi aspettare più o meno la metà di ottobre. La metà di ottobre ci sarà un nuovo cammino sentimentale per te, con una persona di carnagione chiara che ha un anno più di te. Auguroni. Grazie mille. Arrivederci. Ciao.
pomeriggio. Prego. Volevo sapere più o meno se positiva o negativa. Cioè, cosa hai fatto? Non ho capito. Una richiesta di un chiamata. Ah, ok, vuoi sapere se ti verrà accettata? Sì, sì. Vediamo subito. Quanti anni c'hai? Che segno sei? Allora, ho 49 anni di bilancia. Bilancia, perfetto. 1, 2, 3. Un attimo in linea. Allora, questo qui che hai fatto, io non vedo positività, non vedo risultato, però troverai la persona giusta, un'altra azienda, diciamo, chiamiamola così, un altro ufficio che ti accontenterà. Ho capito. Vabbè, allora diciamo c'è la possibilità di non Sì, farlo. sì, Vabbè. sì. Auguroni. Prego. Allora, Sergio Zaccarillo, come tu ben sai, la nostra radio è una cosa universale, non è Telechiapparillo, ma è ascoltata in tutto il mondo, particolarmente in America, a cui vado a salutare tutti gli Stati Uniti che mi stanno ascoltando, che seguono questa nostra bellissima radio che si chiama SMAV Radio. Allora, Giulia dice: ha passato una buona domenica, hai mangiato bene, hai riposato bene. Giulia, veramente ho passato una bellissima domenica in famiglia, come tu ben sai, mangiato bene, abbiamo mangiato a un ristorante cinese, abbiamo mangiato all'anatra alla piastra, ottimo veramente. A proposito Giulia, segnati questo www.smavradio.it, è la mia radio, quindi ascoltala, ok? Ricordati, smavradio.it. Ciao Francesco, buon pomeriggio anche a te, l'amico Ciccio. Ciccio, segnati anche tu, smavradio.it. Adesso sto trasmettendo anche per radio. Fatemi sapere se si sente bene, forza. smavradio.it, ricordatevi, smavradio.it. Allora, io ho mangiato bucatini alla matriciana con le cotolette al forno. Ti tieni leggera, ti tieni Giulia. Allora, 345 630 81 72, ripeto, 345 630 81 72 per comunicare con me. Sicuramente Giulia, io invece mi piace la cucina, amo le novità, quindi mi piace scoprire le nuove cucine, mi piace scoprire nuovi pranzi, che devo fare? Mi piace, quindi, ma non è che mi piace mangiare, mangio poco anch'io, però ho passione proprio giusto per la cucina e amo cucinare.
Buonasera signora, prego. Posso fare una domanda? Sicuramente. Allora, dato che io cerco casa in affitto e ne ho ritrovata una, mi piace, però vorrei sapere se è quella giusta. Vediamo, quanti anni tieni che... Allora, 49, sono del cancro. 49? Perfetto, vediamo se è quella giusta, va bene? Sì. Fate tutti tap tap sul monitor, facciamo crescere il numerino dei like, perché in questa live non si paga niente, però passatevi la mano per la coscienza e se vi fa piacere far salire questo profilo all'impazzito, datemi un aiuto, grazie. 1, 2, 3? 2, perfetto. Allora Giulio, scusami, Sergio Zaccariello, da oggi si chiama smavradio.it, ok? Perché è il sito della nostra radio, si chiama proprio smavradio.it, sì, è molto semplice dirlo per farli entrare. Quindi basta digitare smavradio.it e potete ascoltarci. Per me quella giusta, poi è una questione di come dire, di energie, se ti fa sta bene, capito? A me piace, però non sono sicura per il punto, diciamo, che si trova. Ah, ho capito. Distante. Vabbè, bisogna accontentarsi. Quindi potrebbe essere, diciamo. Come no? Tutto sta a te. Ah, ok, grazie mille. Buone cose. Grazie, Arrivederci. Allora, l'amica Roxy PRL dice: io la seguo, maestra, anche in radio. Sì, perché la nostra radio è ascoltabile anche nei stereo con il wireless, ok? E potete ascoltarla anche in TV, in televisione. Chi ha lo smart TV può ascoltarci anche in TV. È una radio seria, è una radio molto seguita, ripeto. Se volete raggiungerla ed ascoltarci in H24, trovate sia noi abbiamo 2 radio, se potete ascoltare sia la radio che trasmette musica napoletana e potete ascoltare l'altra che trasmette musica internazionale, tutto musica aggiornata però, attenzione. E per poterla raggiungere bisogna digitare smavradio.it, ok? Andate sul motore, cioè sulla ricerca smavradio.it e si apre il player per ascoltare la nostra radio. Paolina Parmigiano, ciao, dice buon pomeriggio a tutti amici e amiche di Facebook. Ok, grazie a tutti quelli che ci seguono. Emma Ceri, ciao Cleo, buon pomeriggio, grazie di cuore. Allora, vedo che su TikTok siete un po' pochini oggi, perché voi siete abituati per una perdita di tempo a scrivere nei commenti, qui non trovate i commenti aperti, quindi che ci fate qua? Andate a farvi spassare dai cartomanti, dai cartari che ve lo fanno gratis il buchetto, va bene? Andate, qui perdita di tempo non ce n'è, qui facciamo le cose serie, le cose professionali, quindi chi vuole perdere tempo andate a perderlo dagli altri a quest'ora. Ci sono tanti bravi cartari ad accontentarvi
e viva la felicità. Qui è solo cose serie, professionali, per persone di una certa cultura mentale. Allora, un saluto a Marta, grazie di cuore, Paolina. Sergio dice passo di là, ok, grazie Sergio. Allora, linee libere 345 630 81 72, ripeto 345 630 81 72 per chi vuole parlare con me in questa live. Basta fare una domanda, ci sarà una risposta. Carissima Adele Aceto, buon pomeriggio maestro, sono qui ad ascoltarla, anche oggi mi permette un abbraccio. Io ti do di più di un abbraccio, un bacio forte forte. Ciao Adele. Pronto? 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 Sì, prego. Sono Luisa. Prego, Luisa. Volevo sapere qualcosa sull'amore. Sì, quanti anni c'hai? Che segno sei? 56 anni e sono Sagittario. C'hai un compagno? No, già da 2 anni sono da sola. Ah, quindi vuoi sapere se incontri una persona adatta? Oppure se c'è il ritorno, grazie. Prego. 1, 2, 3. Un attimo in linea. Allora, tu il ritorno per te io non lo vedo. Però incontrerai una persona ideale per te, è un uomo che indossa un tipo di camice ed lo incontrerai entro e non oltre la prima settimana di novembre. Grazie. Capito? Va bene, grazie tante, signor maestro Cleo. Ti abbraccio, auguroni. Arrivederci, grazie. Allora, Eddie Dorsi, qualcuno conosce un buon esoterico che fa legamenti o ritorni d'amore? No, non ho proprio la mia più pallida idea. Mi dispiace, Eddie. Devi rivolgerti altrove. Non ho proprio idea. Mi dispiace. Allora, linee libere, vediamo chi ci chiama ancora, vediamo. Allora, miei cari amici, vi ricordo che poi nel privato io effettuo consulti di cartomanzia, riservatamente a umma, come dico io. Rox Perrell dice sono abituati ai cartari che li spellano tutto. E vabbè, devono campare pure loro, Rox. Devono campare anche loro. Non mi fa più pena sta cosa, veramente, giuro. Prima mi preoccupavo, dicevo povera gente, si fanno ingannare, bla bla bla. Adesso non più, adesso dico fanno bene, come lo Stato italiano, no? Ha aumentato la corrente, ha aumentato l'olio, ha aumentato la benzina, ha aumentato tutto e vanno ancora a votare. Allora, quello che ci hanno fatto è ben poco. Si devono mangiare i bimbi dalle culle. Quello che ci stanno facendo è pochissimo. Dobbiamo andare a cercare la carità perché lo vogliamo noi.
Chiaro? È così semplice. E così anche il fatto di chiamare ai tartari, devono campare pure loro, e quindi purtroppo è così. Allora, linee libere 345 630 81 72. Mettete il seguo, così quando io sarò di nuovo in live arriverà la notifica, ok? Però volevo dire una cosa molto importante a voi che entrate, uscite, entrate e uscite. Allora, vorrei capire qual è il vostro problema. Il vostro problema è prettamente mentale, perché voi siete psicopatici e sicuramente non state bene con la mente. Sapete perché? Io ci metto la faccia e voi non ci mettete la voce, perché basta telefonare per avere un consulto. Voi preferite perdere tempo a scrivere nei commenti la data di nascita. Non è questa la live per voi. La live per voi tutti è quella dei cartari, dove ve lo fanno gratis il consulto, gratuitamente. Tranquilli, andate in cerca di chi vi spassa, tranquilli. Allora, Giulia dice: ognuno sceglie con chi stare. Io mi trovo bene per il maestro Clea, non mi fido di nessuno. Grazie Giulia, sei una donna squisita, grazie. Eddie Dorsi dice: grazie lo stesso maestro. Perfetto, non ci sono problemi. Ti ringrazio a te per la tua gentilezza di avermi chiesto un'informazione del genere. Roxy Pirra dice: anch'io non ascolto nessuno, il maestro lo seguo da anni e garantisco che è una persona potente, di cuore, un grandissimo professionista. Grazie Roxy, grazie di cuore. Io preferisco pochi ma buoni. La marmaglia la lasciamo agli altri, ok? E credetemi, qui su TikTok di marmaglia ce ne sta tanta. Ci sono anche persone serie e io quello cerco, le persone serie, perché la marmaglia deve stare con i loro pari, non con me. Vi ricordo che siamo in diretta live sia su YouTube, sia su TikTok, sia su smavradio.it. Per parlare con me bisogna solamente telefonare al numero in diretta, al numero 345 630 81 72. Non è questa la live dei commenti e della perdita di tempo. Questa è una live prettamente professionale per persone serie, per persone che capiscono cosa vuol dire la serietà. Tutti gli altri andate a giocare con le scimmiette. Pronto? Pronto? Pronto maestro, buonasera. Buonasera, prego. Buonasera, sono Laura. Sì. E volevo fare una domanda per me. Sì. E volevo chiederle, ho fatto tutta la documentazione per avere la pensione di invalidità. Sì. Mi stanno aiutando, le Sì. vede che riuscirò a prenderla perché sto proprio in condizioni. Vediamo. Ai, quanti anni c'hai? Che segno sei? Ne ho 55 e sono della Vergine.
Scegli un mazzo di carte, 1, 2, 3. 1. Perfetto, un attimo in linea. Auguroni, ce la farai perché veramente, veramente riceverai tantissimo aiuto da chi ti è di dovere. Mi esce è chiaro che sono lunghi. Allora, il tempo non te lo posso dare perché io non faccio l'addetto a queste cose, però ti dico, esce la carta, esce la carta del trionfo, della vittoria. Allora, tu pensi che quando fai una domanda di pensione in una settimana ti danno pure i soldi? È questo che tu pensi? Ci vogliono, ma non li possono accorciare per te, scusami. No, maestro, mi sono permessa 70 volte allora, devi aspettare le pratiche di come devono andare. C'hanno un cammino da seguire. Lo so. Devi aspettare, però è positivo. Auguri. Auguroni. Grazie mille. Arrivederci. Grazie. Allora potete ascoltarci sia su TikTok in questo momento, potete ascoltarci anche su YouTube al mio canale Il Maestro Cleo, oppure su smavradio.it potete ascoltarci anche per radio, smavradio.it. Allora, volevo ricordare a tutti voi che per coloro che vogliono parlare con me privatamente, riservatamente, potete farne richiesta tramite WhatsApp. Il numero di telefono di WhatsApp è sempre lo stesso, 345 630 81 72. Sappiate che in questa diretta non si paga niente, è del tutto gratuito, mentre nel privato il costo del consulto è 30 euro, perché la mia riservatezza non la do in pasto a nessuno. La do in pasto solo a chi paga l'onorario del mio operato. Allora, vi ricordo che mi occupo delle scienze esoteriche dal 1979, vedete la scritta 1979, mi occupo di cartomanzia, mi occupo di veggenza, mi occupo di legamenti e ritorni d'amore. Per tutti gli interessati potete contattarmi riservatamente, privatamente. Allora, Roxy Perrella dice: per me il maestro è il primo in Italia per la sua bravura. Ti ringrazio, Perrella, ma devi sapere che dietro a questo mio modo di lavorare ci sono 43 anni di esperienza, 43 anni che io eseguo questo cammino spirituale, perché è così, è un cammino spirituale perché ha bisogno di tanta pazienza, perché avere a che fare con tanta gente, buoni,
pazzi, meno pazzi, bravi, cattivi, non è semplice, non è semplice. Chi la vuole cotta, chi la vuole cruda, la barzelletta, ve la racconto. Allora, su una strada, un papà col bambino piccolo percorrevano quella strada più volte al giorno ed era una strada praticata da prostitute. Ok? E di sera avevano sempre la fiamma accesa, il fuoco acceso, quindi il bambino chiedeva sempre al papà, dice papà, ma che ci fanno quelli col fuoco acceso? Dice. E una volta, due volte il papà una sera gli disse, carissimo figlio mio, che ci fanno? Tu devi sapere che ci sono tante persone, chi la vuole cotta e chi la vuole cruda. È così anche nel mio lavoro. Maestro, mi scusi una curiosità, ma le carte servono da supporto? Bravo, un'ottima domanda. A quello che lei già percepisce durante la telefonata. Grazie mille. Guardi, Roxanne, hai fatto una domanda da centinaia di mila dollari. Sai perché? Sai per quale motivo? Perché te lo spiego subito. Queste carte qua, per me, io parlo per me, e allora, la cartomanzia esiste da che mondo è mondo. Però per il sottoscritto, queste qua le tengo in mano per un supporto, per dare un'immagine, perché alle persone piace vedere le carte, perché tu devi sapere che gli ignoranti ce ne sono tantissimi. Quindi hanno bisogno di vedere le carte, se no per loro non è un consulto, perché io ti posso garantire, la prossima telefonata te lo faccio vedere. Queste qui io le metto a posto, non le tocco più, va bene? Vi do una dimostrazione. La prossima telefonata che ci sarà, io le carte non le uso, ma vado a usare la reggenza. E ti faccio vedere che non cambia assolutamente niente. Però purtroppo le carte danno, oltre a essere un supporto, ma danno uno spiraglio alle domande che ti fanno. Capito? Quindi danno un po' un aiuto, ma a me questo tipo di aiuto non mi serve. Allora, il numero di telefono per parlare con me in questa live è 345 630 81 72. Ripeto, 345 630 81 72. Potete farmi qualsiasi domanda, ci sarà la vostra risposta. Non chiedetemi per la salute perché non effettuo consulti per la salute. Allora, pronto? Pronto? Sì? Buongiorno. Buongiorno. Il Prego. mio nome è Giussi. Giussi, dimmi. Allora, la mia vita è un po' brutta, incasinata, da parecchi anni già. Volevo sapere se magari anche per me c'è un po' di luce. Quanti anni c'hai? Che segno sei? 46 gemelli. Allora, ascoltami bene, io adesso ti farò un consulto di veggenza, Sì, lo so, l'ho sentita. però gentilmente ti prego umilmente di stare zitta, di non parlare, di non dire né A né sì né no. Ok. All'ultimo mi dirai se ti ho preso per il culo o ti ho detto la verità, va bene? Ok, va bene. Va bene, allora concentrati sulla mia voce.
Allora, tu esci fuori da una situazione sofferente sentimentalmente, dove tu hai dato tutto di te stesso, anche perché te quando ami con tutto il cuore, con tutta l'anima, però ti sei sentita presa per i fondelli. Sei una persona che è sempre pronta ad aiutare il prossimo. In famiglia hai dato tanto, ti sei fatto in quattro per i familiari, ma hai ricevuto un po' calci in faccia, come si usa dire. 5 anni fa hai perso una persona cara, che ci sei rimasto molto molto male, hai versato molte lacrime, hai ancora dei bei ricordi nella tua mente, nei tuoi pensieri, e vedo ancora che attualmente ti porti dietro una scia di forte negatività che ti fa andare tutto male. Ma la cosa preoccupante è che sono esattamente 5 mesi che tu non riesci più a capire niente, non sai cosa devi fare, perché è come se tutto ti andrebbe male, come se tutto ce l'abbiano con te, è come se tu tocchi l'oro e diventa cacca. Quindi è un periodo negativo che deve finire per te, e ne avrai, credimi, ne avrai fino alla fine di quest'anno, perché è quasi finito, mancano pochi mesi, fino alla fine di quest'anno, ma attenzione, l'anno nuovo per te inizierà alla grande, avrai un anno favoloso in arrivo. A carattere amoroso devi un po' pazienziare e cerchi di fare un po' fare un po' il cuore di pietra. Il tuo cuore lo devi fare un po' più di pietra, perché sei troppo una persona buona e ti lasci troppo zitta, abbassi il volume e ti fai troppo infinocchia. Allora, devo attaccare questa telefonata, perché no, vedi? Allora, Roxa, vedi cosa vuol dire la veggenza? Ti distraggono, la gente è imbecille, la gente è ignorante, io non mi trovo più, cioè io veramente, mi dovete credere, io non riesco più a comunicare con il popolo. Pronto? No, ma se tu mi alzi il volume del telefonino, abbi bontà, ma non posso farti un consulto così. Per me è terminato qua, mi dispiace, ti hai perso una grossa opportunità. Ciao, arrivederci, ecco qua. Non mi va. Poi non dite che divento cattivo, perché io sono tanto bravo. Però quando io mi concentro non è un gioco, non è il gioco delle 3 carte. Quando mi concentro e faccio la veggenza, io mi trasformo, divento un'altra persona, quindi non accetto la vostra ignoranza. Questo è quanto. Pronto? Le chiedo scusa, non so che è successo al mio telefono, ma la chiamo per fargli complimenti tantissimi, perché 5 anni fa ho perso mio marito. Signora, chiedo scusa. Complimenti, veramente. Signora, complimenti. Mi dovete perdonare. Quando io... è la mia spiga, forse è vero. Allora, mi ascolti. Quando io vado in veggenza non sono più io, ma sono delle anime che entrano dentro di me e parlano al mio posto. Se no io non avrei mai potuto sapere che 5 anni fa è morto suo marito. Quindi quando lei mi alza, lei non è successo niente, però questo vale per lei e per gli altri. Quando... giuro non ho toccato niente, proprio niente. Per allora c'era qualche cosa di cattivo che è intervenuto, diciamo così, va bene? Io non ho toccato proprio niente, ero là, l'ascoltavo appassionatamente, perché ha detto solamente la verità. Grazie signora. I miei complimenti. Arrivederci signora, buonasera. Arrivederci. Allora, Roxy Perrer dice: infatti avevo capito che lei non ha bisogno delle carte, ma alla gente piace guardare il movimento della lettura delle carte, ma so per certo che solo lei non ne ha assolutamente bisogno. Grazie. Roxel, sei una persona intelligentissima, sei una persona molto intelligente.
Pronto? Pronto? Buonasera, prego. Buonasera a lei. Senta, io sono Silvia e volevo sapere se ora con mio marito se il rapporto si avvicinerà. Quanti anni c'hai? Che segno sei? Io acquario, Anni? 52. Lui invece? Rosario, Sagittario, Anni? 55. Quanti anni di matrimonio, signore? Allora, scegli un mazzo di carte, 1, 2, 3. Un attimo. Allora, vedi, Roxy Perrell, quello volevo darti una risposta. Quando mi vedi fare questo movimento, io mi metto in contatto col mio spirito guida, quindi nel momento che io appoggio le carte, già so tutto della persona che mi ha chiamato. Le carte le vado a aprire tanto peggio, ok? Allora, signora, mi sente? Sì, la sento. 25 anni di matrimonio sono tantissimi, però per alcuni anni, fino ad alcuni anni, lei ha fatto la suora di clausura, poi ha cominciato a capire un po' il senso della vita. Io parlo matrimonialmente, signore, attenzione, non mi riferisco ad altro. Poi ha cominciato a capire il senso della vita, ha cominciato a capire tante belle cose e quindi ha cominciato a cambiare le regole in casa, le regole in coppia, quindi ha tolto tante abitudini nel matrimonio, nella coppia. E tutto questo praticamente porta un senso di distacco al suo marito, al suo compagno, al suo uomo, che lo porta a come essere una persona inutile, una persona senza alcun senso di chiamiamo sentimenti, va? Per intenderci. Quindi tutto questo lo sta portando a uno scompenso mentale di nullità, ma è solo e semplicemente questo. Quindi lei può salvare questa unione, può rafforzare questo rapporto. Ci sono i sentimenti da parte sua, ma lei glieli sta togliendo. Sì, perché continuo a rompermi le scatole. In che senso? Sono gelosa. E allora? Mi impressiona di tutto. Signora, però le dico una cosa, mi deve perdonare. Se lei è gelosa di tutto e si impressiona di tutto, così facendo rovina il suo matrimonio. Devo dare una regolata. Ma signora bella, lei deve combattere. Allora, lei è una donna brutta, Credo di no. una donna con una coscia zoppa, senza un braccio, la parrucca in capo, no? No. Ah. E allora qual è il senso di paura di un'altra donna? La gelosia è paura di un'altra donna. E perché lei ha paura di un'altra donna? Forse ho paura dell'abbandono, di essere abbandonata, non lo so, sono tanti motivi che possono essere. Per far sì
che suo marito si innamori di un'altra donna, deve essere più brava e più bella di lei. Lasciamo per... Non vedo niente. No, no signora, io non vedo un'altra donna. Se lei... Per un senso di solidarietà verso di lui. No, signora, se lei è una donna che gode sentirsi dire che suo marito è un maschio e c'è un'altra donna, io lo dico. No, non faccio una battuta. No, signora, si stringa a suo marito e impara di fare per suo marito, impari di fare la moglie, l'amante e la zoccola. No, perché le dico pure un'altra cosa, una sua collega che era un'altra donna, perciò poi sono pure accanita. E il motivo di dirvelo a voi, la sua collega, qual è? No, una sua collega mi ha letto le carte. Ah, una collega mia, e quella vi ha detto poi che ci volevano 1.000 euro per poter fare in modo che suo marito non... Mi ha detto solo, se poi vuole un consulto, lei non vede niente. Signor, creda alla mia collega, io... Perciò l'ho chiamata. A me non mi risulta. Se lei vuole credere alla mia collega, che io non ho colleghi, attenzione, non ho... Ho capito cosa intendeva, si figuri. Ok? Non fatevi mettere le fissazioni in testa da chi non sa un tubo della vita. Comunque io lo devo fare i miei complimenti perché io l'ho chiamata 3 mesi fa e lei mi ha detto le stesse cose. Sì. Lei è veramente una persona seria. Signora, ma io... 3 mesi e mi avete detto le stesse cose. Ma io sto qua per indovinare, non sto qui per prendervi per i fondelli. Complimenti. Grazie. Grazie signora. Buona giornata. Arrivederci. Grazie Sergio. Allora vi ricordo che siamo anche su radio smavradio.it per poterci ascoltare in radio. smavradio.it. Ascoltateci amici, 24/24 in H24 potete ascoltare la buona musica napoletana oppure internazionale. Ed durante il pomeriggio, verso quest'ora più o meno, c'è anche la live del Santore di Avella, perché siamo in live contemporaneamente su smavradio.it, su YouTube il mio canale Il Maestro Cleo ed su TikTok. Volevo ringraziare a tutti quelli che hanno visualizzato il mio oroscopo settimanale che ho pubblicato ieri mattina e già siamo oltre, mi sembra, 20.000 visualizzazioni, qualcosa del genere. Vi ringrazio veramente di cuore, ne siete tanti che mi volete bene e io vi butto una bella bestemmia a tutti quanti. Dovete campare 100 anni. Questa è la mia bestemmia per voi. Allora, linee libere 345 630 81 72. Il Santoni di Avella a tenervi compagnia fino alle ore 16:20 più o meno, dopodiché sarò in privato a rispondere alle vostre telefonate. Però in privato e a pagamento, ogni consulto è 30 euro, chi desidera parlare con me. Se no ci sono tanti bravi cartari che ve lo fanno gratis, non dovete pagare niente. Qui questa mia live è del tutto gratuito. Ai ai ai, e questo è il fatto.
Allora vi volevo ricordare che questa sera alle ore 21 potete ascoltare il nostro amico Sergio Zaccariello in diretta radio su smavradio.it. Mi raccomando, seguitelo intanto, smavradio.it, e ascoltate la radio con la diretta del grandissimo amico Sergio Zaccariello. Quindi ascoltatela stasera, perché ci sarò pure io questa sera, insieme a voi, ascoltando la radio ci sarò pure io, smavradio.it, perché amo la musica. Grazie Giulia, grazie della tua bontà. Allora, Lox Perrella dice: avevo percepito il suo collegamento col suo spirito guida, un dono che pochi capiscono perché abituati al gioco delle carte dei dilettanti. È una rarità e non è per tutti, me ne rendo conto. Sì. Come faccio non lo so, ma sono dei poteri che sono nati insieme a me. Ecco perché il mio collegamento con la devozione con Padre Pio, il mio grandissimo Piuccio. Io lo chiamo Piuccio. Salutiamo il nostro amico Luca Pucci, un grande abbraccio da Luca Pucci. Grazie Luca, benvenuto nella mia live e grazie del tuo commento. Quindi volevo ringraziare veramente un po' tutti quelli che mi seguono da YouTube, che siete tantissimi ogni giorno, quindi un abbraccio in particolar modo a tutto il mio canale di YouTube, a tutti i miei seguaci, a tutti i miei follower, e anche qui su TikTok, perché non mi sarei mai aspettato di incontrare su TikTok il mio pubblico televisivo, che negli anni mi hanno seguito in TV, su Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Sky. Quindi ho ritrovato il mio pubblico e ne siete veramente tanti, siamo quasi 23.000 e passa, 23.000 follower, e ne sono tanti per me ne sono tanti, quindi veramente io vi devo ringraziare, perché non mi sarei mai aspettato un giorno di trovarmi su questa piattaforma di TikTok ed incontrare tante persone che mi seguivano da piccolo, perché ho iniziato all'età di 20 anni questa attività, chiamiamola attività, questa missione. Avevo 20 anni quando ho iniziato questo cammino, oggi ce n'ho 63 e quindi sono bei anni che io faccio questo cammino
E in questi lunghi anni, parlando del mondo della televisione, in tanti mi hanno seguito in TV. Affacciandomi su questa piattaforma di TikTok per gioco, così un giorno ho aperto il mio profilo con la mia, anzi me l'ha aperta la mia nipotina, dice no, apri il profilo così si fa così, così, mi ha imparato un po', poi man mano ho fatto esperienza ed eccomi qua. Mai e poi mai mi sarei aspettato un successo del genere su TikTok, veramente vi devo ringraziare. Allora, le persone, dice Giulia, le persone si conquista con la sincerità, sono d'accordo, non con le falsità e bugie. Tu hai saputo dare il meglio nella vita e ricevi solo bene. Ti metti questo altro nella vita. Ti meriti questo ed altro della vita. Sì. Diciamo di sì, avrei da lamentarmi però, un bel po', Giulia, avrei da lamentarmi perché nella mia vita ho fatto tanto del bene, in famiglia, fuori famiglia, ho fatto del bene a tanta gente, ma in pochi l'hanno capito. Pensi che ho aiutato persone che nemmeno conoscevo. Ancora oggi lo faccio, se incontro una persona che si trova in difficoltà, io metto mano alla tasca e la porto con me al supermercato a fare spesa. Oppure se ha bisogno di qualcosa liquido, gli do quello che ho in tasca disponibile. L'ho sempre fatto, ma lo faccio perché me lo dice il cuore, perché io se faccio una buona azione per il prossimo ne ricevo altre 3. Quindi fare del bene, aiutare il prossimo è un qualcosa che mi fa sentire bene, veramente mi fa sentire bene. E credetemi, quando io vedo qualcosa, dei video che non so nemmeno chi siano, che stanno in difficoltà, vorrei tanto aiutarli, ma non posso perché non so nemmeno dove si trovano. Perciò, sono una persona, come dici tu, tanto buona, però sì, noi gemelle siamo di un buon cuore, questo è vero. Lo so Giulia, lo so. Siamo di un cuore nobile noi gemelli. La stessa sei anche tu, pronta ad aiutare il prossimo, tante volte rimettendoci pure. Va bene, ragazzi. Allora, ci vogliamo salutare? Che ne dite? Visto che oggi secondo me c'è qualche cartaro in giro che mi fa scrivere nei commenti, ci avete dove perdere tempo. Vabbè ragazzi, allora io vi devo ringraziare di cuore veramente. Saluto il mio pubblico di smavradio.it, saluto il mio pubblico di YouTube, il mio canale Il Maestro Cleo, e saluto il mio pubblico di TikTok. Io vi devo ringraziare veramente a tutti di cuore e vi rinnovo l'appuntamento per domani alla stessissima ora. Ok? Quindi un abbraccio a tutti, salutiamo su YouTube, vado a salutare a Giulia da Fragola, ciao Giulia, un bacio forte, a Luca Pucci, salutiamo a Roxy Perrell, salutiamo l'amico mio Francesco,
salutiamo Sergio Zaccariello, salutiamo la Dolce Paolina, Eddie Dorsi, chi altro c'era? Adele Aceto, Emma Scieri, e mi sembra che basta così. Va bene? Un abbraccio a tutti, a risentirci a domani. Ciao a tutti e un abbraccio a voi di TikTok. Un bacio.